Ben ritrovati per un'altra puntata di Biasantes. Buon sabato a tutti e buongiorno a te, Bruno. Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando della Domenica delle Palme. Entriamo nel vivo della Settimana Santa. Oggi ci occuperemo di tutti quei riti che sono contestualizzati in quei giorni tra lunedì e giovedì santo. Allora, partiamo dal lunedì. Sì, noi adesso entriamo in un ambito che riguarda anche molto l'aspetto fisico, anche dell'alimentazione, della simbologia, no? È anche vero che questo è già iniziato in Quaresima, no? E quindi sappiamo che per esempio i cibi, no, insomma, prettamente dalla carne, il venerdì non si consumano in questo senso. Ma in questo ambito, già dal lunedì al giovedì, noi entriamo in questi aspetti che sono della passione, quindi della sofferenza e quindi anche dell'astinenza di determinati aspetti, che anche nelle confraternite ancora oggi in qualche modo e in alcuni casi seguono, e vediamo anche questo aspetto visivo, no, per lo spettatore che va a vedere questi riti e queste processioni in quelli che sono i simboli dei misteri, che già iniziano dall'Unissanti a Castelsardo, che è appunto un appuntamento che noi invitiamo, no, ai nostri amici a casa di andare a vedere, a seguire, a capire, e dove vediamo appunto la rappresentazione dei simboli che riguardano la passione di Cristo in questo ambito processionale, quindi proprio dei simboli veri e propri, dove appunto si vede anche la colonna, per esempio. Insomma, abbiamo anche delle immagini che stiamo mandando in onda e quindi la gente a casa può vedere questo aspetto. Anche a Castelsardo non manca, assolutamente non deve mancare, nell'ambito processionale della ritualità paraliturgica, il canto a concordo. In questo caso noi vediamo tre tipi di canti che sono tutti e tre in latino, il Miserere, lo Stabba e lo Iesu, e sono individuati quindi in questi tre gruppi che vanno in processione. E possiamo anche ricordare la bellissima processione, insomma, la fiaccolata, diciamo così, notturna, no, anche, ma anche quella grande processione che va fino a Tergu, appunto a Castelsardo, dove si può ascoltare e meditare insieme, e quindi tutta la comunità di Castelsardo medita così come l'ha fatto storicamente da tanto tempo. Andando avanti verso il martedì santo, il mercoledì santo, il giovedì santo, vediamo altre espressioni processionali come quella della processione dell'Addolorata, no? E anche quella del Cristo crocifisso, che appunto si porta il mercoledì. L'Addolorata è presente nel suo simulacro in praticamente tutti i paesi, e vediamo anche, non so, le belle processioni di Alghero, possiamo ricordare anche le processioni, anche quella di Sassari ovviamente ricordiamo, ma nell'ambito del canto, anche quindi dell'aspetto confraternale in lingua sarda, possiamo ricordare il Gozos de Soziomoso, vorrebbe dire dell'Ecce Homo, no? In questo caso, che a Orosia ancora oggi si fa, ed è un canto molto particolare perché è più responsoriale che non d'ambito corale, nel senso che c'è il personaggio principale, il cantore principale che intona e gli altri rispondono semplicemente con una frase semplice, ed è un racconto quello di tutto quello che è la passione di Cristo. Ma ci sono altre processioni, altre località interessanti dove poter andare a vedere questi riti, come per esempio ricordiamo ancora Santo Lussurgiu. Mi scuso con gli amici a casa, magari non ricordiamo tutti, ma è veramente importante capire che è impossibile. Quasi tutti i paesi, ognuno ha la propria tradizione. Vorrei fare una specifica nota su Agius, soprattutto per il mercoledì santo, in cui io sono andato stesso a vedere, ed è secondo me una tappa molto importante e interessante da poter vedere, anche e forse soprattutto per coloro che veramente vogliono cercare un ambito di preghiera meditativo, accompagnato anche lì dai canti a taggia, che ricordiamo sono una particolarità gallurese, anche quello di ambito corale come il concordo ovviamente. E quindi in questa settimana noi accompagniamo attraverso i canti del Miserere e dello Stabat Mater, ricordiamo soprattutto, ma anche altri canti ci sarebbero, accompagniamo quello che è poi il giorno del giovedì santo, dove di solito in molte località si inalbera la croce, quindi si mette la croce vera e propria che preparerà il venerdì santo. È vero anche che in alcune località questo che ho appena detto viene fatto direttamente il venerdì santo, ma per esempio vorrei citare una località molto importante per me, interessante, che ho potuto documentare, che è quella di Florinas, dove un aspetto canoro magari di canto a concordo non c'è più, c'è un aspetto corale oggi come il coro, diciamo, però ci sono tanti elementi simbolici e tanti elementi che riguardano la paraliturgia nostra sarda che meritano di essere aiutati, conservati,
e quindi vorrebbe essere anche un invito a tutti coloro che fanno parte di questo settore, che è anche un turismo religioso, no? Graziano, se vogliamo, Assolutamente sì. per enfatizzare questo aspetto, e infatti vedrete anche delle immagini durante questo. Diciamo che comunque il giovedì è una delle giornate forse più importanti. Beh, è proprio preparatoria a quella che sarà poi... Ad esempio il giovedì viene fatto il rito delle cerche, così come le chiamano, i sepolcri, il dover allestire i sepolcri, tutta la città che si... il pellegrinaggio, il centro storico la sera del giovedì santo è sempre bellissimo. E ci auguriamo che quest'anno si possa ripetere questo purtroppo aspetto. negli ultimi anni non abbiamo potuto godere di queste... È vero, sì, è un momento veramente di comunità corale e forse ci ricorda, soprattutto in questi periodi dove arriviamo dalla pandemia e ora in questo aspetto della guerra, forse ci ricorda di essere anche un po' più riflessivi verso certe tematiche e quindi anche un po' più profondi, e quindi ci accompagna magari in questo. Più sensibili anche, perché credo che in questo momento così brutto di post pandemia, sempre se post sia il termine preciso da dare, però con questa storia adesso del conflitto in Russia, in Ucraina, insomma c'è tanto da riflettere. Credo che la Pasqua possa essere davvero un momento di alta riflessione, un po' per pulirsi le proprie coscienze. È vero, è vero, è vero. Va bene Bruno, bene. Io ti ringrazio. A voi. Prossima settimana partiremo Andiamo direttamente venerdì santo e sabato santo, perché poi chiuderemo andremo solo al venerdì santo, poi faremo l'ultima giornata, proprio la veglia pasquale del sabato santo, per quindi vedere che cosa accade in quel momento, no? Poi per Pasqua. Va bene, allora amici a casa, chiudiamo così la nostra puntata, ringraziamo Bruno. Sabato prossimo quindi ci occuperemo del venerdì santo. Continuate a seguirci, fatelo dal nostro sito direttamente, dove potete vedere la nostra diretta anche comodamente sul vostro divano. Ricordatevi sempre www.teleg.tv. Grazie ancora, buon weekend.